Allora, la discussione che io ho posto è stata una discussione per dire: guardate che noi dobbiamo responsabilizzare gli adulti, i genitori, perché i bambini da soli devono avere un diritto improprio di se stessi, di poter essere vaccinati, di stare in un mondo sicuro, di andare a scuola. E quando nasce un bambino o una bambina, bisogna prendersi in carico quelle famiglie, quei genitori, esattamente per illustrare, motivare, coinvolgere, dargli gli strumenti per far comprendere che l'obbligatorietà delle vaccinazioni ai propri figli tutelano, ovvio, i propri figli, ma tutelano l'insieme della comunità. Rieduchiamo gli adulti all'importanza delle vaccinazioni. Usiamo tutti gli strumenti per coinvolgere. Tra l'altro, legittimamente il Veneto aveva fatto alcune scelte che io per esempio ho guardato con attenzione, perché le scelte fatte dal Veneto a novembre dell'anno scorso, che puntavano molto al coinvolgimento, informazione, coinvolgimento dei genitori per spingerli esattamente a comprendere quanto era importante la vaccinazione, perché così evitiamo le fake news e evitiamo tutto questo che avviene sui social contro le vaccinazioni.